Rieccoci cari telespettatori, ben ritrovati, ben arrivato al nostro ospite, ve lo presento subito così entriamo nel merito anche delle questioni che andremo ad affrontare quest'oggi. Giorgio Cambruzzi, grazie di essere qui con noi, past president. Grazie a voi di avermi invitato. Grazie, è stato past president dell'ANACI ed è socio fondatore ANACI. Parliamo di amministratori condominiali, una professione che è diventata vieppiù sempre più complessa, difficile, articolata, che richiede tanta esperienza ma anche continui aggiornamenti, perché le normative sono abbastanza articolate ma bisogna conoscerle. Commettere degli errori può essere estremamente rischioso, ma bisogna essere anche aggiornati su tutto quel che esce relativamente alle questioni di adeguamento ambientale per quel che riguarda gli edifici, e i condomini sono sempre al centro dell'attenzione. Allora, prima di, posso chiamarla Presidente, Past President, cioè, di incominciare, vorrei che lei ci raccontasse, visto che ha fondato, che cos'è l'ANACI. Ecco, allora, fino agli anni 60 non esisteva la professione dell'amministratore immobiliare, o meglio ancora amministratore di condominio. Quando io mi sono diplomato nel 1957, i miei genitori avevano degli amici che disgraziatamente erano proprietari di immobili. Per cui mi dissero: Giorgio, arrangiati tu con gli inquilini, che è una lotta continua. E io mi sono interessato più all'inizio di gestire i patrimoni immobiliari, cioè far rendere i fabbricati, avere i rapporti con gli inquilini. Tant'è vero che a metà degli anni '80 avevo in cassaforte 8 testamenti dei genitori che avevano sudato per fare accumulare gli appartamenti, e tutti gli arredi con un lessico diverso a seconda dell'istruzione scolastica. Man mano che ho dovuto aprire disgraziatamente i testamenti, il grido corale: solo questo ci ha lasciato. Boh, me ne è rimasto ancora uno che tengo gelosamente in cassaforte. Da lì passare all'ottobre del 61 mi nominarono amministratore. L'amministratore è l'unica professione che è prevista nel Codice Civile, dall'articolo 1117 al 1139. Però non c'è una storia che ti dica come si fa ad amministrare. Ci sono degli studiosi che hanno approfondito alcune tematiche, ma non certo la gestione. Ma ci sono corsi di formazione o no? Fino al 1960 non esisteva, per cui andato in cerca di chi è che gestiva, perché c'era il boom dell'edilizia e venivi nominato amministratore senza sapere che cosa fosse l'amministratore, e ci siamo messi assieme e fondammo, eravamo in 6 più una femminuccia, la Politeo, e fondammo l'APAI, Associazione Padovana Amministratori Immobiliari. Ci consultavamo perché uno era esperto in catasto, l'altro era esperto nei conti, in dare e avere, la contabilità. Chi era esperto invece nella relazione, sapeva raccontare che Gesù Cristo è morto da freddo, sapeva dare da intendere. Ci siamo riuniti 2 mesi dopo la nostra, davanti al notaio Bennacchio, questo. Fondammo insieme con alcuni amici delle varie regioni l'ANAI, Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari. Era l'anno 70. A livello nazionale, quindi? A livello nazionale. Però, come al solito, dopo 4 anni che doveva essere il cambio della dirigenza, avevano l'ATAC sulla poltrona, non volevano lasciare la poltrona, per cui c'è stata la scissione delle repubbliche marinarie, dico io, cioè Trieste, Napoli e Genova. Si staccarono, si portarono via anche la Sicilia e Roma, e fondarono la IACI. Questa è la storia del costituirsi da un nucleo unitario, come in Italia è tipico, sì, tante piccole associazioni che poi hanno un peso siamo diverso. Qui nel Veneto siamo i più tosti, perché fondammo anche il centro studi immobiliare del Triveneto, anche per ricerca, fare ricerca, per fare le ricerche delle sentenze, eccetera. Nel 95, il 28 di gennaio, davanti a Manara, al notaio in Roma, le 2 associazioni si riunirono un'altra volta e nacque la IACI, che tuttora è la più forte associazione di amministratori presenti in tutte le province d'Italia.
e cerchiamo di darci una mano di fare scuola. Padova, non per niente è stata la prima, per cui è sempre la prima, è l'unica, la nostra sede è in via Risorgimento 36, è l'unica sede che è stata qualificata dal Uni per essere sede d'esame. Noi siamo gli unici a fare gli esami, cioè fare il corso online, vengono poi a Padova a fare gli esami da tutta Italia, una cosa assurda, mi ricordo 2 anni fa. Ma tuttora vengono da tutta Italia a fare l'esame? Sì, ma una cosa incredibile. 2 ragazzi da Reggio Calabria, dico scusa, cosa venite su? Un giorno per fare venire su, un giorno per tornare a casa, non trovate nessuno per la strada che vi possa dare una mano? Assolutamente no. Ma quindi questo è un esame per diventare amministratori? Amministratore, sì, perché c'è un decreto ministeriale che è uscito nell'agosto del 14, il 140, che prevede che per fare l'amministratore devi fare un corso base di 72 ore. Per continuare a fare l'amministratore ogni anno devi fare il corso di aggiornamento professionale. Chi non ha, e questo direi che neanche gli amministratori lo sanno, immaginarsi se lo sanno i condomini, chi non ha la qualifica, l'attestato di aver frequentato e superato l'esame annuale per poter continuare a esercitare la professione di amministratore, non può fare l'amministratore, o meglio ancora, dà da intendere ai condomini che lui può continuare, però tutti gli atti che lui firma sono tutti annullabili. E mi riferisco, tanto per fare un po' di terrorismo, al 110, se ha firmato e non è qualificato casca il palco subito. Perché dopo entriamo nello specifico, sì, prego. Quindi i contratti di manutenzione degli impianti caldaia, frigoriferi, ascensori sono tutti nulli. Ed è assurdo vedere che dei condomini cocciuti perché lei non sa chi sono io posso comprarla a peso, soliti discorsi che fanno i sciocchi, ecco, gli sciocchi si trovano a dover andare in giudizio e perdere e dover pagare non solo diciamo, il danno morale all'amministratore che diceva io non posso farlo e loro continuavano a volerlo in sella, ma anche gli altri condomini. Per cui può fare l'amministratore dei condomini solo chi ha questa professione, quindi è iscritto in un albo, immagino. No, non è un albo, è un attestato di frequenza di aver superato l'esame di aggiornamento professionale. Queste persone fanno Apro una parentesi, sempre sul discorso del DM 140, quando il preside dell'Istituto Belzoni, Amato, mi disse che dalla materia di lezione per i geometri era stato tolto la materia diritto, che per noi il diritto, sapere a che distanza costruire, a che distanza fondamentale, perché è fondamentale, però la Gelmini lo tolse perché disse che non andava bene. Vabbè. Ci siamo offerti come ANACI Padova di andare negli istituti a insegnare diritto immobiliare. E siccome io sono fortunato in tutte le mie sfaccettature, noi andiamo nelle terze 25 ore, nelle quarte 25 ore, nelle quinte 25 ore, quando vanno all'esame di Stato hanno 75 ore, hanno superato i paletti delle 72 ore del DM 140, possono fare l'amministratore di condominio. È un piccolo spicchio nel campo lavorativo, per carità, però è un'opportunità che diamo ai ragazzi. Quindi i ragazzi che escono da quali istituti hanno questa opportunità? Belzoni, che sarebbe l'istituto tecnico dei geometri in via Speroni, il Calvi, sempre ragioneria, giusto? Ragioneria dietro la questura, e l'Enaudi in piazza Mazzini. Quindi se informati, i ragazzi terminati il percorso di studi potrebbero fare questo esametto e hanno già una professione in mano, eventualmente. O no? Sì. Luglio del 2020, dagli istituti tecnici di Padova sono usciti 573 potenziali amministratori di condominio.
Caspita. Tanti, veramente tanti. Ecco, però quello che i condomini non sanno è che se l'amministratore non ha l'attestato di aver frequentato il corso il 140 del 14, tutti gli atti che lui ha firmato sono nulli. Questa è la prima cosa importante da sapere. Attenzione, sì. Gli atti sono nulli. Verificate quindi che ci siano i presupposti nella persona che amministra il vostro condominio. Primo step, andiamo subito in pubblicità, ritorniamo tra poco insieme.